Una buona giornata, ben ritrovati, eccoci in diretta con una nuova edizione di Focus TG. In questo mercoledì in cui c'è davvero tanta cronaca, la prima che vi dobbiamo riferire necessariamente è dalla montagna, dalla Marmolada, perché c'è stata l'ennesima tragedia di cui cominciano a esserci dei dettagli e delle maggiori informazioni proprio in questo momento. Allora, cortesemente chiedo in regia ad Antonio Esposito, Alessandro Granziera di mostrarvi l'home page del Gazzettino, poi ci collegheremo in telefonica col nostro Stefano Bozzi dalla redazione di Belluno. 2 alpinisti morti sulla Marmolada, stavano camminando per raggiungere la vetta, l'allarme lanciato dalla moglie di uno di loro. Dalle poche informazioni che abbiamo finora, i 2 alpinisti sarebbero entrambi originari dell'Asolano, ma altri dettagli ce li darà in diretta il nostro Stefano Bozzi tra pochissimo. Di certo purtroppo la Marmolada registra l'ennesima tragedia e ve ne daremo conto tra pochissimo con i dettagli che via via si stanno susseguendo. Sono in corso in questi minuti le operazioni di recupero. Altra cronaca, un camion che si è ribaltato nella notte lungo la Romea, siamo nel veneziano, anzi era quasi l'alba, alle 4:45, ecco qui le impressionanti immagini che ci hanno fornito i vigili del fuoco. Camion che trasportava barbabietole si è ribaltato sulla statale 309, ferito l'autista. I vigili del fuoco, accorsi da Mestre con un'autopompa e un'autogru, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto l'autista rimasto incastrato. L'uomo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto la polizia locale per l'accertamento delle cause del sinistro e la gestione della viabilità. Il tratto interessato dall'incidente è ancora chiuso al traffico per consentire la rimozione del mezzo da parte di una ditta privata e la messa in sicurezza della sede stradale, con il lavoro specifico dei vigili del fuoco che è terminato intorno alle 6:45. Adesso andiamo in diretta da, non so se c'è Monica Smiderle, eccola qua, grazie regia, da Camisano Vicentino, Monica Smiderle e Cristian Roque Allende con 2 ospiti. Vedo perché siamo alle prese con una crisi d'azienda. L'Ital Gelato ha annunciato la chiusura, i lavoratori sono in protesta e con essi naturalmente le rappresentanze sindacali. Buongiorno Monica. Buongiorno a te Lina, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, mi trovo a Camisano Vicentino, alle mie spalle vedete la sede dell'azienda Ital Gelato. Con me ci sono Arianna Salarolo della CGIL Filcams e Giacomo Parolo della Fly CGIL. Che cosa succede? L'azienda ha annunciato informalmente mercoledì ai propri lavoratori l'intenzione di chiudere i battenti. L'annuncio è stato poi ufficializzato il 29 di agosto. Una vera e propria doccia fredda per le 40 persone che vivono di questo lavoro, perché nulla faceva pensare a una decisione di questo tipo. In questo momento è in corso un tavolo di confronto con dei rappresentanti della proprietà di Ital Gelato, ma Arianna, allora partiamo da quello che sta succedendo. Ci sono 40 persone che lavorano all'interno di questo stabilimento e che pochi giorni insomma sanno che ci sono grandissimi punti di domanda sotto il profilo del loro futuro lavorativo. Certo, queste 40 persone sono di 3 tipologie diverse, nel senso abbiamo 3 contratti, sono i ragazzi della Fly che proprio producono il gelato, poi però abbiamo anche, e sono 18 persone, abbiamo 7 persone, una decina di persone che fanno il confezionamento e fanno capo a una cooperativa, e poi naturalmente chi fa altre 4 persone che fa le pulizie la notte. Perché è importante specificare questo? Perché i lavoratori che fanno il confezionamento hanno degli ammortizzatori sociali, all'inverso invece le nostre lavoratrici, chi è nella cooperativa, quindi molti servizi, e le signore delle pulizie restano fuori e tagliate da qualsiasi trattativa, anche se noi
in questo momento siamo seduti al tavolo perché siamo preoccupati del loro futuro. C'è naturalmente la protesta dei lavoratori di Ital Gelato e un presidio permanente giorno e notte. È un presidio permanente giorno e notte messo in piedi da FLAI immediatamente, come c'è stata la comunicazione. I compagni, Giacomo in prima persona dorme qui alla notte insieme agli operai e si danno il turno. Il presidio è anche all'interno con la presenza, anche se non stanno lavorando, sono all'interno proprio per monitorare momento per momento, perché è stato anche cercato di prendere la materia prima e spostarla già direttamente. Invece noi non possiamo fermare i camion, sia chiaro, però possiamo rallentare, specialmente finché l'azienda non ci dà delle risposte. Appunto è stato aperto questa mattina il tavolo per chiedere risposte all'azienda. Giacomo Parolo che cosa dice? Perché questa decisione di chiudere lo stabilimento? Ma intanto al tavolo abbiamo il dottor Montanini del gruppo Acta, in quanto per Ital Pizza e Ital Gelato non c'è nessun amministratore delegato che si sia presentato. L'azienda continua a sostenere che non ci siano i margini per continuare a produrre in quel di Camisano, ma la cosa ancora più grave, smentita comunque con i fatti da noi operatori della CGIL, ma la cosa più grave è la proposta che ci hanno fatto, tra le tante, quella di ricollocare delle persone, ci hanno detto proprio così, presso l'azienda X, l'azienda Y, un po' come si fa con i pacchi. Qui stiamo parlando di esseri umani e forse qualcuno se ne è dimenticato. Che cosa chiedete come CGIL al tavolo? Noi siamo sicuri che ci siano i margini assoluti per continuare a produrre a Camisano. Camisano è un territorio che trasuda storia di gelati da oltre 30 anni. Abbiamo anche intenzione di convocare il tavolo presso la Regione attivando l'unità di crisi. Stiamo cercando in tutti i modi di far ragionare l'azienda e di valutare anche questa ipotesi. Noi siamo aperti a tutte le ipotesi, ma i posti di lavoro vanno preservati perché dietro a 40 esseri umani ci sono delle famiglie. Io ringrazio Giacomo Parolo della CGIL, Arianna Salarolo. Naturalmente continueremo a seguire la vicenda di Ital Gelato anche nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. La linea torna allo studio. A te, Lina. Grazie Monica Smider, grazie Cristian Roccaiende e naturalmente grazie agli ospiti per averci spiegato qual è la situazione all'Ital Gelato. Allora, abbiamo detto tanta cronaca oggi, via via nel corso di questa nostra diretta vi daremo tutti i collegamenti, ma è appunto una giornata anche di protesta anche a Padova, raccolta dal nostro Francesco Rattai, perché i sindacati all'esterno dell'ospedale di Padova hanno indetto una manifestazione di protesta per la possibilità di una nuova gestione degli orari delle sale operatorie e delle radiologie. Andiamo a sentire cosa ci hanno detto a microfono. Siamo davanti all'ospedale di Padova insieme ad Alfredo Sbucafratta della segreteria CGIL di Padova. Perché siamo qua? Perché c'è in atto una riorganizzazione che a questo punto è emerso non è gradita dai lavoratori, perché va a incidere pesantemente, va a cambiare proprio quello che è il loro ritmo di vita e l'organizzazione familiare. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di una proposta da parte della direzione sanitaria, quindi direzione professioni sanitarie, che vede un confronto in atto con le parti sindacali, quindi anche con Funzione Pubblica CGIL, in merito a due riorganizzazioni, sale operatorie e radiologie. Le sale operatorie vedono un interessamento, una proposta da parte della direzione di cambiare l'orario, quindi di entrata e di uscita, nello specifico del turno pomeridiano, cambiando l'uscita dalle 20 alle 21 e quindi portare un'uscita diversa di quella del personale. E già questo limita, visto la mancanza di infrastrutture. Sì, diciamo che questo da parte dei lavoratori che abbiamo sentito nelle diverse assemblee ha evidenziato comunque una difficoltà, che sia quella logistica sia di utilizzo di mezzi che anche nello stesso di uscire proprio più tardi per organizzazione familiare degli stessi lavoratori, e quindi una grande insoddisfazione di quello che è l'aspetto personale lavorativo. Ecco.
Ecco, voi cosa chiedete? Noi chiediamo che questa riorganizzazione non venga messa in atto, in quanto delle 15 sale operatorie, quelle che maggiormente sono interessate, perché poi è la motivazione che ci porta alla direzione per questo cambio di orario, allo slittamento degli interventi chirurgici sono circa 4-5 sale operatorie che vedono un grosso numero di minuti in più effettuati oltre l'orario ordinario, e quindi di fare un intervento micro per queste sale operatorie e vedere quella che è la riorganizzazione e l'impatto, e non farla su tutto, quindi in maniera macro, ma di discutere in primis con i lavoratori che sono veramente interessati da questa riorganizzazione, che su circa 600-650 lavoratori tra infermieri e OS, più della metà ha espresso la non volontà a voler fare questa riorganizzazione. Ma non solo la non volontà, ci ha detto che se verrà messa in atto questa riorganizzazione o si dimetteranno o chiederanno mobilità. Questo dunque è il punto, grazie al nostro Francesco Rattai. Allora torniamo sull'home page del Gazzettino, che ci dà altri 2 input. Una notizia che arriva dal Monte Bellunese, ancora baby vandali, e questa volta siamo sul tetto della scuola dell'istituto Inaudi di Montebelluna, nel cuore della notte, lancio di pietre e danni al fotovoltaico, la bravata ripresa dalle telecamere. Allora, dopo i vandalismi al Duca degli Abruzzi e al Liceo da Vinci in provincia di Treviso, anche questa nuova bravata appunto immortalata, lo vedete dalle telecamere qui sul tetto dell'istituto, ecco questi ragazzi. E allora noi andiamo in diretta da Edi Calimana e Nicoletta Rizzetto, perché alla FISM di Treviso parliamo naturalmente di bimbi più piccoli, ma l'abbiamo sempre detto che purtroppo l'educazione parte da bambini. La FISM sta organizzando dei corsi per genitori, naturalmente è presto per parlare di bullismo, ma ripetiamo, sono le basi poi per la convivenza civile. Edi, vediamo se c'è, ecco, a te. Lina, buongiorno, hai detto bene, i fatti di cronaca ci riportano ancora una volta a parlare di baby gang, di aggressioni, di atti di vandalismo a carico provocati da giovani ragazzi e ragazze. Come puoi vedere dal contesto in cui mi trovo, siamo in una scuola materna, una scuola dell'infanzia in cui sono già iniziate le prime lezioni, i primi inserimenti con i piccoli bambini, e mi trovo in compagnia di Simonetta Rubinato. Come già accennavi tu, sono partiti dei corsi e partiranno poi per i genitori di formazione per la prevenzione del disagio giovanile. Cosa significa? Aiutare i genitori a comprendere i loro figli e a crescere insieme a loro, ma ci racconta tutto per questo progetto la presidente FISM Simonetta Rubinato, che è qui in nostra compagnia. Buongiorno a voi e ai vostri telespettatori. Sì, FISM Treviso da tempo lavora, perché è impossibile non lo faccia, avendo come utenti le nostre scuole i bambini dai 3 mesi ai 6 anni, lavora molto con i genitori. È il segmento educativo formativo dove più è importante l'alleanza scuola-famiglia. Ecco, quindi le nostre docenti, le nostre coordinatrici sono già, tra virgolette, esperte di rapporto con i genitori e tra i bambini e i genitori. Però quest'anno la Regione Veneto ha fatto un bando dal titolo I primi 1000 giorni, perché ormai è assodato dalle neuroscienze che i primi giorni di vita del bambino, cioè i primi 3 anni, sono fondamentali per la sua futura salute psicofisica. Si gettano le fondamenta della personalità di ogni bambino e bambina, e in questi primi 1000 giorni è fondamentale la relazione genitori-bambini, genitori-figli. Per cui viviamo un tempo complicato. Il fenomeno delle baby gang dimostra, che riguardano in particolare ragazzi e adolescenti, l'adolescenza è l'età della vita in cui il bambino passa alla maturazione e deve in qualche modo tagliare il rapporto con il genitore che ha da bambino. Questo taglio di solito è un taglio simbolico, questo distacco, e acquista, sia pure con un po' di fatica e di agitazione, la sua autonomia. Purtroppo, come vediamo in questi giorni, ci sono dei distacchi drammatici, tragici. Ecco, allora, come aiutare i genitori in questo difficile mestiere di oggi, in cui siamo usciti dalla cultura del patriarcato, però siamo entrati in un mare aperto, come dice Recalcati, in cui i genitori veramente non sanno a volte come muoversi. E allora come aiutare i genitori ad essere dei genitori consapevoli,
compassionevoli, la tecnica del comparenting, cioè in grado di accettare se stessi, i propri errori, ma anche di incoraggiare i figli a essere quello che possono essere. E quindi, ecco, di qui FISM ha deciso di partecipare con un suo progetto come partner operativo a questa proposta della Regione e dei 3 operatori formativi che hanno vinto le manifestazioni di interesse con i 3 comuni capofila della provincia, e abbiamo presentato questo progetto Genitori si diventa, una palestra per crescere insieme. Saranno 63 edizioni, quelle che offriremo noi, poi ci saranno altri soggetti che opereranno, 63 edizioni, ogni edizione 10 incontri da 2 ore ciascuno con gruppi di genitori di massimo 10 genitori l'uno, e quindi significa raggiungere, per quanto riguarda la FISM, almeno oltre 600 genitori che o stanno per diventare genitori o sono già genitori di bambini fino ai primi 1000 giorni. Di qui il percorso formativo che abbiamo predisposto per rafforzare le competenze delle nostre docenti e coordinatrici che si offriranno per accompagnare i genitori. E quindi noi abbiamo proprio, e chiamo in diretta la direttrice Anna che ci sta scappando, venga qui, perché ha partecipato proprio pochi giorni fa Anna Cavinato, direttrice della Scuola dell'Infanzia Cristo Re, dove noi adesso ci troviamo qui a Treviso. In sintesi, 4 giorni di formazione per aiutare i genitori a comprendersi e comprendere i loro figli e farli crescere in un ambiente sereno, perché lei prima ci diceva un genitore sereno cresce un bambino sereno. Sì, ecco, devo dire che è importante non solo che i genitori stiano bene, la coppia dei genitori per crescere bimbi sereni, ma soprattutto devono stare bene anche le insegnanti, le docenti, le educatrici all'interno delle nostre scuole, e anche le coordinatrici, prima di tutto le coordinatrici. Ed è stato per me un onore partecipare a queste 4 giornate di corso residenziale, dove abbiamo potuto intanto confrontarci, eravamo circa 30 coordinatrici di tutta la provincia, delle nostre più di 200 scuole dell'infanzia a Treviso, e anche un po' lavorare su noi stesse, la capacità di essere compassionevoli, prima di tutto su se stessi, per poi stare bene, stare sereni, e guai se la coordinatrice non è serena, perché questo è un lavoro importantissimo. Non voglio criticare altri lavori, ma qui noi non abbiamo documenti, carte da girare. Noi dobbiamo accogliere, cullare e curare queste nostre creature che i genitori ci affidano ogni anno. Senta, tutto pronto quindi per questi corsi di formazione? Invitiamo i genitori a partecipare? Ma e come sarà nostra cura provvedere a far comprendere l'importanza di questi momenti, che non sono di formazione, ma sono proprio di condivisione, di confronto tra tutti i genitori, tra loro, e tessere proprio relazioni serene. L'ambiente deve essere il più fertile possibile. Le nostre scuole, i nostri nidi sono terreno fertile dove bambini e anche i loro genitori, forse prima i genitori, possono riuscire a creare relazioni sane, belle, ma soprattutto gioiose, perché è solo con la gioia che il desiderio di apprendere può svilupparsi. Solo stando bene l'intelligenza cresce. Ed ecco Lina, quindi questo è tutto da questa magnifica scuola dell'infanzia. Noi restituiamo la linea. Edi, grazie alle tue ospiti naturalmente per questo entusiasmo anche che mettono nel lavoro, nella missione che hanno. Purtroppo la cronaca ci riporta alla tragedia in Marmolada. Siamo sul Corriere delle Alpi, 2 alpinisti veneti trovati morti in Marmolada. Vediamo qui la pubblicità che incombe. Allora, i 2 originari di Treviso, abbiamo detto dell'Asolano, non avevano fatto rientro alla base nella mattina del 4 settembre, vale a dire oggi. Falco, che è l'elicottero del soccorso, ha recuperato i corpi. Allora dovremmo avere al telefono Stefano Bozzi dalla nostra redazione di Belluno. No, non c'è Stefano Bozzi, allora ci collegheremo tra poco con Stefano, vediamo se c'è un altro zaino di diretta, forse c'era Lucio Zanato, non so se sia pronto, eccolo là che si sta posizionando insieme al sindaco di Villorba, Francesco Soligo, perché ieri sera si sono vissuti momenti di paura per l'incendio in una palazzina, ci sono stati diversi intossicati. Lucio, a te, buongiorno.
Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, ci sono stati 7 intossicati, l'incendio nell'appartamento della palazzina che vedete alle nostre spalle, però le ultime notizie ce le dà il sindaco Francesco Soligo. Allora, di 7 intossicati, qual è la situazione oggi? Buongiorno a tutti, la situazione attuale è che sono tutti rientrati in nottata nelle proprie case, chiaramente da familiari perché la palazzina era stata interdetta. 5 erano ricoverati al pronto soccorso di Treviso, 2 a Conegliano, ma sono rientrati con intossicazione lieve. Sono stati portati dentro per fare giustamente i controlli dovuti e quindi sono già in nottato, sono stati rilasciati dall'ospedale. Ecco, allora diciamo subito, ieri sera intorno alle 21 qui in via Trieste, nell'appartamento dove vedete la finestra oscurata, annerita, che poi vedete anche nelle immagini, c'erano 2 donne, mamma e figlia, 60 e 31 anni. A un certo punto dalla camera da letto è cominciato a uscire del fuoco e da lì è partito tutto. Alle 21.05 c'erano i pompieri, alle 21.06 c'era il sindaco. Che cosa ha visto e soprattutto come si è organizzato? Allora, sono stato chiamato appunto dai vigili del fuoco intorno alle 21.05, sono arrivato e la prima cosa che ci siamo sincerati della salute dei residenti che sono stati portati nei vari ospedali e soprattutto ci siamo organizzati qualora ci fossero appunto residenti che non avevano posto dove andare a dormire, perché la palazzina per tutta la notte è stata interdetta a causa il fumo e l'odore. Ho avvisato alcune strutture ricettive per avere delle camere a disposizione in caso di emergenza, non è servito perché tutti hanno trovato posto dai familiari. Ecco, adesso praticamente chi poteva rientrare è già rientrato, stanno finendo di pulire, siamo passati per i diversi appartamenti, devo dire tutti molto riservati perché è stata un'esperienza quantomeno difficile da affrontare quando vedi fuoco vicino a casa tua. Sicuramente l'appartamento in questo momento è sotto sequestro, però mamma e figlia sono, mi pare, da parenti, quindi diciamo che nessuno si è fatto male. Ovviamente la casa, anzi l'appartamento sarà ovviamente da rimettere tutto a posto, ma in quello si può recuperare. Però 2022 è passo di rivedere quell'avventura di luglio 2022 qui vicino in via Donatori del Sangue, giusto? Quando sono stato contattato dai vigili, ha detto bene Lucio, mi sono venuti i brividi perché quando mi dicono c'è un appartamento in via Trieste numero 2 a fuoco, conoscendo la zona è una palazzina, quindi mi sono rivisto nel luglio 2022. Per fortuna non è stato così, adesso l'appartamento in questione è sotto sequestro, è inagibile perché comunque devono fare tutta la sanificazione dei muri e l'impianto elettrico. Appena saranno completati i lavori potranno rientrare. Sì, siamo a tempi molto più brevi rispetto alla palazzina, che lì quanto è andata avanti? È un anno su tutta la palazzina anche, quindi era interdetta l'intera palazzina. Qui per fortuna i tempi saranno brevissimi e è interdetto a un appartamento. Ecco, va detto che oggi c'è l'unico vero problema, l'ha risultato il negozio sotto che è di Agrica Cansiglio, cioè l'atelier di Soligo, e proprio per questo abbiamo sentito Cristian Roldo, che oltre che essere responsabile dell'atelier di Soligo è anche sindaco di Selico. Sentiamo cosa ha detto a proposito della loro attività e poi linea a te, Linea. Grazie Lucio, noi l'avremo a disposizione tra pochissimo questo contributo. Allora facciamo così, grazie a Lucio Zanato, al sindaco Francesco Soligo, noi ce ne andiamo velocemente in pubblicità, poi vi mostreremo le interviste. Ah no, ecco, mi mostrano dalla regia che ce l'abbiamo a disposizione, sentiamolo. Voi oggi siete chiusi per problemi tecnici, ma cosa è successo? Ieri sera c'è stato un incendio sull'appartamento sopra il nostro negozio e con l'intervento dei vigili del fuoco che aveva lo scopo di appunto spegnere l'incendio è scesa acqua sul nostro negozio nelle canalette. Questa mattina stiamo verificando, stiamo contando un po' i danni e stiamo mettendo in sicurezza la parte elettrica. Quindi praticamente tutti i frigoriferi fermi? No, i frigoriferi no, ma la parte elettrica e la parte dei condizionatori, tutti i nostri prodotti sono al sicuro. Questa dunque la testimonianza. Allora adesso siamo in grado di collegarci con Stefano Bozzi da Belluno per la tragedia Marmolata. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno Lina. Purtroppo un'altra tragedia ha scosso la montagna questa mattina, 2 alpinisti sono deceduti sul massiccio della Marmolada, sul versante sud che è quello percorso dalle vie di arrampicata, tanto per capirsi siamo sul versante opposto rispetto a quello che normalmente viene ritratto con il ghiacciaio. È di veramente pochi secondi fa è stata resa nota l'identità dei due, sono Francesco Favilli, originario di Venezia e residente nell'Asolano, 43 anni, e Filippo Zanin, anche lui dell'Asolano, 36enne.
Sapremo insomma esattamente la dinamica dell'incidente nei prossimi minuti, ma quello che sappiamo è che a dare l'allarme sarebbe stata la moglie di uno dei due attorno alle 14, poiché non li aveva visti rientrare alla base, non aveva più avuto loro notizie. Si è quindi attivata la macchina dei soccorsi e subito sono state ritrovate le vetture dei due, una parcheggiata a Malga Ciapela, lato bellunese della Marmolada, e una al passo Fedaia, dove sarebbero arrivati scendendo dal ghiacciaio lungo la via normale una volta completata la scalata in una sorta di giro ad anello. I soccorritori sono saliti fino a Malga Ombretta, quindi sempre lato sud bellunese, e dall'altra parte, lato trentino, lungo il ghiaccio, per vedere se i due scalatori fossero in ritardo. Non li hanno però trovati e alle 5:30 di questa mattina una squadra è salita al rifugio Fallier per osservare la parete con il binocolo senza però vederli, e alle prime luci dell'alba è decollato l'elicottero Falco 2 del SUEM, che si è diretto sui ghiaioni alla base della parete, rinvenendo purtroppo i corpi esanimi. È constatato il decesso, le salme sono state recuperate e trasportate alla cella mortuaria di Rocca Pietore. Dalle prime informazioni che si hanno, i due alpinisti erano partiti ieri attorno alle 4:30 del mattino dal rifugio Fallier per attaccare la via e potrebbero essere precipitati già sui primi tiri, quindi un incidente lungo la parete sud della Marmolada, che è quella che dovreste stare vedendo nelle immagini che ho raccolto personalmente durante un'escursione. Si tratta di un vero e proprio colosso di roccia. Forse dalle immagini non si capiscono bene le dimensioni di questa parete, che ha uno sviluppo verticale di 1 chilometro per una larghezza di 3 chilometri ed è una tra le più ambite, un vero e proprio punto di riferimento e sogno alpinistico di molti, con circa 200 vie di salita, tutte molto difficili sia sotto il profilo tecnico sia per quanto riguarda la lunghezza, e qui ci può essere il timore che i due stessero affrontando la salita forse un po' di fretta, poiché il tempo era stato dichiarato instabile dai bollettini meteo ed infatti è peggiorato repentinamente già in mattinata, con alcune precipitazioni e visibilità ridotta, che avrà sicuramente reso, se non altro, difficile proseguire e individuare il giusto percorso di salita. Quindi Francesco Favilli e Filippo Zanin, queste le due identità dei due trevigiani che purtroppo hanno perso la vita. Questo per ora è quello che posso dirvi, vi daremo tutti gli aggiornamenti nelle prossime ore rispetto alla dinamica dell'incidente, non appena avremo qualche informazione in più. Lina, a te. Grazie Stefano, sei stato già per ora esauriente con molti dettagli e purtroppo con le identità di questi alpinisti che non sono rientrati. È scattato l'allarme, l'abbiamo sentito, e purtroppo sono stati recuperati senza vita. Ancora un tributo pagato alla montagna, è stata un'estate davvero nera da questo punto di vista. Allora torneremo sicuramente a parlare di questo con ulteriori aggiornamenti che stanno arrivando. Intanto andiamo da Ilaria Marchiori, che è a Mestre insieme ad Alberto Pivetta, per darci conto di una mobilitazione del comitato contro il maxi impianto di Solaro, mobilitazione che continua, protesta che continua. Sentiamo le ultime da Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno. Buongiorno a Telina, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui in piazza Favaro, dove arriverà la manifestazione che si svolgerà sabato 7 settembre, che però inizierà proprio dalla zona incriminata, ovvero proprio dal punto di Cassolaro, delle campagne di Cassolaro, dove dovrebbe sorgere questo impianto fotovoltaico. Come vedete qui insieme ai nostri ospiti che ora sentiremo, c'è questo striscione con scritto no agrivoltaico sui terreni agricoli. Stiamo parlando di ben 18 ettari. Dicevamo qui alcuni dei membri del comitato Cassolaro. Partiamo da Roberto Vivian. Questa manifestazione l'avete organizzata da tempo, si svolgerà sabato 7 settembre, si parte in mattinata, poi ci sarà un corteo. Voi che cosa volete dire con questa manifestazione? Allora, diciamo che il nostro obiettivo di questa manifestazione è
portare questo messaggio a tutta la popolazione di Favaro, ma non solo. Abbiamo in questo periodo avuto l'approvazione e la partecipazione di parecchie associazioni, sia di tipo agricolo che di altra natura. Abbiamo avuto anche, e non possiamo dirlo comunque, un responso positivo dalla città metropolitana che in qualche modo finalmente si è espressa contro questo progetto, ma ci sono dei problemi oggettivi. C'è una centrale che dovrebbe nascere e dove nessuno si è opposto, è una centrale importante perché viene realizzata a 7 metri dalle abitazioni, 7 metri, con tutta una serie di cavi volanti e tutto ciò che ne concerne manutenzione, camion e quant'altro, e questa purtroppo non è destinata a essere bocciata in questo momento. Quello che noi chiediamo è di poter incontrare il sindaco Brugnaro, che si è espresso a nostro favore in questo momento, e con lui definire una strategia per cercare di far bocciare questo progetto nella sua globalità, per cui anche la centrale non deve essere fatta, perché non trova senso la centrale in quella posizione, fermo restando che poi anche il terreno, ripeto, finalmente abbiamo definito che è un terreno, è un'area di pregio, è un terreno che fa parte del Bosco di Mestre, per cui come tale quel terreno non può essere destinato all'agrivoltaico. Quindi voi vi appellate proprio al sindaco e lo invitate qui sabato? Noi vorremmo discutere con lui, chiacchierare con lui e con lui definire una strategia, visto che la sua disponibilità c'è in questo momento e è già una cosa molto importante. Ecco, ci tengo a precisare, la manifestazione inizierà alle ore 10 da Cassolaro, in particolare da l'incrocio tra via Cassolaro e via Ridesio, rampa Cavalcavia, dove sorgerà la centrale, e da lì ci muoveremo con bici, trattori e a piedi per arrivare fino a qui. Per cui sarà una manifestazione pacifica, abbiamo già avuto l'approvazione anche delle forze dell'ordine che ci seguiranno, la strada verrà chiusa, per cui non creeremo disagio ai servizi, ma cercheremo di portare questo messaggio in giro per la città. Questo è il nostro obiettivo. Grazie Roberto, ci spostiamo invece da Elettra Vivian. Eccoci qui, Elettra, anche lei membro del comitato Cassolaro. L'appello l'abbiamo sentito, l'invito al sindaco anche, è da tanto tempo che voi vi opponete alla realizzazione di questo agrivoltaico. Sì, il nostro obiettivo è soprattutto quello, in questo momento in cui si esalta l'autonomia differenziata, l'autonomia dei territori, che siano, nel nostro caso, che sia il comune a decidere cosa fare nel territorio e non che un decreto legge nazionale decretato a luglio decida che sui terreni agricoli previsti a bosco e aree di pregio sorga cemento e agrivoltaico. Ecco, questo non può essere consentito, quindi noi auspichiamo di avere non solo il sindaco a parte nostra, ma che il sindaco si impegni anche verso l'ANCI per far sì che questo decreto venga modificato, perché altrimenti ho paura che i terreni agricoli, perché fino a 300 metri dalle autostrade, ferrovie eccetera, possono fare quello che vogliono e quindi la parola del sindaco viene meno. Per questo abbiamo bisogno che il sindaco vada oltre la sua convinzione di essere dalla nostra parte. Bisogna lavorare per far sì di far cambiare questo decreto o di salvaguardare questi terreni. Ringrazio Elettra e Roberto Vivian. Io qui da Favaro Veneto restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie ad Alberto Pivetta, grazie agli ospiti naturalmente per questo contributo. Continueremo a seguire naturalmente anche questa vicenda. Allora, abbiate pazienza perché naturalmente i nostri colleghi che sono nelle varie province a seguire temi differenti naturalmente ci stanno chiedendo la linea e cambiamo argomento ancora una volta, ma per una buona notizia in questo caso, un intervento innovativo su una bimba, pensate, di appena 2 giorni, che è stato effettuato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove un'equipe multidisciplinare ha eseguito la delicata operazione. Allora, Daniele Garbin e Simone Squarcina sono collegati in diretta per spiegarci proprio quello che è stato svolto. Sentiamo. Daniele, buongiorno.
Buongiorno Lina, buongiorno a te ai telespettatori. Confermo, finalmente parliamo di una buona notizia, ce ne vogliono, appunto, viene dall'ospedale San Bortolo di Vicenza, un luogo di eccellenza a livello nazionale, proprio come centro per un intervento, come giustamente avevi anticipato, di una bimba proprio nata, oltretutto prematura, con una grave malformazione, una spina bifida aperta, come Alessandro Segna, il medico il chirurgo che ha fatto l'intervento. Ecco. Sì. Ecco, scusi, tanto per dare due esempi, questa bambina fortunatamente è ormai quasi in via di dismissione, era nata, non pesava neanche 2 kg, ora i segnali sono positivi, sono 2 kg e 300 grammi, vero? Quindi già tutti gli elementi, per cui abbiamo già il finale, ecco, però quando è stato il momento di affrontare la difficoltà, quali erano le difficoltà soprattutto? Sì, è una bimba nata prematura, con una grave malformazione della parte finale della colonna vertebrale del midollo spinale, che si chiama spina bifida aperta meningocele. È una malformazione appunto grave che comporta la completa mancata chiusura, diciamo, dalla parte più caudale, più bassa della colonna vertebrale, e quindi esposizione di tutte le strutture nervose. E qui siamo dovuti intervenire precocemente, tra l'altro la bambina è nata anche prima del previsto, per cui un parto prematuro. Siamo dovuti intervenire precocemente sia per liberare le strutture nervose che erano chiaramente appunto ancorate e danneggiate, fissate, diciamo, dal tessuto malformato, e anche per cercare di andare a ricostruire i piani per evitare appunto, per riparare appunto questo difetto importante che, esponendola all'aperto, avrebbe comportato un rischio infettivologico elevatissimo e potenzialmente letale per un neonato di questa età. Ecco, noi diciamo che per correttezza questo tipo di interventi, è stato detto, ne possono succedere 1 o 2 all'anno, ecco, è molto raro, e proprio essendo l'eccezionalità di questo pool di professionisti, passiamo alla parte proprio multidisciplinare che è la caratteristica di questo intervento, è proprio stato necessario coordinarvi chi e come. Sì, è stato un lavoro che ha riguardato veramente una grandissima parte dell'ospedale, dal reparto di ginecologia ostetricia che ha monitorato la gravidanza e ha proceduto al parto appunto in urgenza, parto cesareo, alla patologia neonatale che ha preso immediatamente in cura la bambina e ha provveduto appunto alla preparazione per l'intervento, all'equipe di anestesisti pediatrici che ci hanno permesso di poterla operare neanche 24 ore dalla nascita, ai colleghi della chirurgia pediatrica che ci hanno aiutato in sala operatoria, e poi anche con le medicazioni e a quali fa riferimento il centro di spina bifida del nostro ospedale, al gruppo appunto di chirurgia di plastica che ha provveduto poi la ricostruzione appunto dei tegumenti, della pelle, appunto dei tessuti mancanti, alla neurofisiologica che ci hanno permesso proprio l'isolamento delle strutture nervose vitali rispetto a quelle non funzionanti, per cui hanno aiutato tantissimo l'intervento in microchirurgia. È stato veramente un lavoro, un concerto, ecco, veramente di un'orchestra molto molto ben affiatata, in cui tutti quanti hanno cercato di fare del loro meglio, e mi sembra che il risultato sia, malgrado appunto la gravità della patologia e malgrado appunto tanti rischi a cui stavamo andando incontro, che sia ad ora molto molto buono. Ecco, diciamo allora per concludere che comunque questo tipo di patologie come Vicenza sono l'eccellenza, proprio perché sono specializzati, i medici ci hanno tenuto proprio a far capire che ci si allena veramente tutto l'anno, magari per essere poi tempestivi, perché in questo caso una ragazza, e soprattutto questo polo d'eccellenza che è una caratteristica di Vicenza in questo momento, in un momento di carsità anche di medici diventa sempre un polo di riferimento anche per attrarre i giovani, e questo è qualificante, vero, per l'ospedale? Sì, stiamo proprio dicendo che il fatto di poter lavorare in un gruppo così affiatato permette anche di affrontare patologie come questa, così gravi, che chiaramente nelle quali ciascuno dei professionisti coinvolti, anche gli operatori di sala operatoria, anche gli infermieri, chiaramente devono esprimersi a un livello appunto di autonomia e anche di capacità e di impegno appunto che non è sicuramente scontato. Per cui sicuramente bambina l'ha chiamata Francesca, sì, così per un nome di fantasia, comunque tra un po' verrà dimessa, e con questa buona notizia Lina noi concludiamo l'intervento e restituiamo la linea allo studio. Grazie naturalmente al nostro Daniele, Simone Squarcina, grazie agli operatori sanitari che hanno reso possibile tutto questo, avete sentito, davvero c'è da esserne fieri. Allora noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco con altri servizi, altra cronaca.
Eccoci qui, ritorniamo in diretta. Avete sentito tanti avvenimenti, tanta cronaca oggi. Allora noi andiamo avanti con le notizie dal territorio in attesa di collegarci poi come sempre dal Lido, dalla Mostra del Cinema con il nostro Lorenzo Maier per gli ultimi aggiornamenti. Restiamo come detto alla cronaca, andiamo a Padova con la vicenda di un soggetto che era specializzato nel raggiro di anziani ai quali spillava migliaia di euro spacciandosi per carabiniere o poliziotto. Andrà a processo un 21enne campano, l'indagine è partita come detto da Padova dove ha commesso almeno 3 colpi. Professione truffatore di anziani, 21 anni, appena una lunga sfilza di colpi alle spalle, tutti ai danni di persone over 80 ragginate con la classica tecnica del finto carabiniere. Un 21enne napoletano, Fabio Buonavoglio, andrà finalmente a processo per tutte le truffe messe in atto in tutta Italia, compresa Padova, negli ultimi 2 anni. Il giovane è finito in un'inchiesta della Procura Euganea dopo 3 denunce fatte da altrettante vittime. A gennaio comparirà davanti al giudice monocratico. Gli episodi padovani risalgono allo scorso novembre. Le vittime truffate a distanza di pochi giorni una dall'altra sono una 93enne e un 80enne residente in centro a Padova, entrambe chiamate dal falso carabiniere che le avvisava che le figlie erano coinvolte in un grave incidente e avevano bisogno di denaro per evitare il carcere. L'ultima truffa a gennaio di quest'anno a Vigo d'Arzare, vittima un anziano che ha consegnato 3.000 euro al 21enne che si era presentato a casa sua come agente della questura. Il giovane campano è finito anche in un'indagine della Procura di Roma, sempre per truffe analoghe a quelle commesse a Padova. E si sono vissuti momenti di paura in un bar di Este invece, dove un individuo ubriaco ha minacciato di morte il barista, pensate, con una catena e poi ha aggredito i carabinieri. Armato di catena stava minacciando un barista e i clienti di un locale di Este. Un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri 2 sere fa dopo aver seminato il panico. Il 54enne, già noto alle forze dell'ordine, visibilmente ubriaco, ha dato in escandescenza per futili motivi e ha cominciato a brandire una catena gommata, minacciando chiunque si trovasse a tiro. I clienti del bar spaventati hanno allertato i carabinieri e l'uomo si è così allontanato, tornando poco dopo per continuare la lite con un 55enne che si trovava ancora all'interno del bar. Il tutto sotto gli occhi dei militari che hanno tentato di fermarlo, venendo a loro volta aggrediti rabbiosamente con calci, pugni e morsi. Alla fine l'uomo è stato bloccato e portato in caserma, dove ha continuato nella sua furia distruttiva, danneggiando porte e stanze. 2 carabinieri hanno riportato botte e lesioni guaribili in qualche giorno. Il 54enne alla fine è stato portato in camera di sicurezza e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Non va purtroppo meglio a Trieste. Vediamo la nostra redazione appunto di Tele4 cosa ha realizzato sul caso di una forzatura, di una serratura di un negozio di erboristeria in via Battisti. 2 ladri sono stati arrestati in questo caso grazie alla collaborazione tra esercito e polizia. Sentiamo spesso chiedere l'impiego dei militari dell'esercito nei territori, in questo caso evidentemente ha funzionato. Hanno forzato la serranda e poi la porta d'ingresso dell'erboristeria di via Battisti, entrando nel negozio e manomettendo il registratore di cassa per compiere un furto. I 2 ladri, un 52enne triestino e un 40enne napoletano, sono stati però arrestati dalla polizia grazie alla collaborazione da tempo attiva sul territorio con il personale dell'esercito, impegnato nella sorveglianza dei luoghi sensibili. In questo caso i militari stavano presidiando la vicina sinagoga quando sono stati allertati da alcuni passanti che hanno notato movimenti sospetti nel negozio di via Battisti. Il fatto è accaduto venerdì sera. I 2 malviventi avevano utilizzato un cacciavite e uno scalpello per forzare la serratura ed entrare nell'esercizio e, probabilmente disturbati, hanno tentato la fuga lungo la via Zanetti, dove sono stati bloccati dai militari e consegnati agli agenti della volante della questura, giunta sul posto in pochi minuti. Perquisiti sono stati trovati in possesso di grimaldelli utilizzati per forzare le serrature, che sono stati subito sequestrati. La polizia li ha quindi arrestati e accompagnati al carcere Ernesto Mari di via Coroneo, a disposizione dell'autorità giudiziaria. E poi c'è il tema dei furti in casa, in pieno centro a Roncade, dove i soliti ignoti hanno visitato un'abitazione arrivando persino ad aprire il freezer. È stato il panico, ha raccontato la proprietaria. Beh, il panico appena entrata perché insomma hanno profanato la mia casa, hanno messo le mani nelle mie cose, buttato per aria tutto, e quindi sì.
veramente un po' scioccante. Sono entrati dalla finestra sul retro al primo piano i malviventi che hanno colpito in questa abitazione nel cuore di Roncade in piazza Primo Maggio. Lo hanno fatto tra sabato e lunedì mattina approfittando dell'assenza della signora Paola e della sua figlia Wen. Quello che mi ha stupito molto è stato che c'era il freezer aperto e le cose che c'erano dentro erano scongelate. I carabinieri mi hanno anche detto, quando sono venute, la pattuglia è venuta quasi subito, che molto spesso le persone nascondono delle cose anche nel freezer. Io non c'ho niente da nascondere perché qui purtroppo non hanno trovato, ma anzi meglio, non hanno trovato né soldi né oro. Insomma, i ladri se ne sono andati a mani vuote, probabilmente dopo aver studiato le mosse di Paola. In questi giorni, in piazza Primo Maggio, ci sono le giostre. A impensierire anche alcune scritte trovate sul cancello, forse un segnale. Che magari passano prima in avanscoperta e poi arriva quelli che sistemano, insomma, che entrano, che fanno i danni, eccetera. Sullo sfondo un'estate difficile per Roncade. Adriano Garbin è titolare di un negozio di alimentari e ricorda i recenti raid in via Pantiera, poco distante da qui. Gente addirittura a casa che si ritrova loro al primo piano che stanno mangiando, al secondo piano sentono il rumore, gente che scappa dalle finestre. Negli anni si è aggravata la situazione, insomma. Vale per Roncade come per buona parte dei comuni della Marca. A Cristian Demma di Furto in Corso sorge un dubbio: non era l'autunno la stagione dei raid? Ora che tutti erano abituati a dirci è la stagione dei furti, appunto riferendosi a un fine settembre, ottobre, novembre, dicembre, adesso che abbiamo visto, scusate la battuta, che non c'è più la mezza stagione, come diceva un trio famoso, adesso cosa facciamo? Adesso è una stagione di tutto l'anno, quindi o cominciamo a implementare telecamere, controlli e via dicendo, altrimenti sta diventando, senza esagerazione, un po' un Bronx. Intanto Paola abbozza un sorriso. La solidarietà di queste ore l'ha rinfrancata. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno telefonato, mi hanno risposto su Facebook, mi sono stati vicine con una parola di incoraggiamento, sia amici che persone di Roncade che neanche non conosco. Quindi ringrazio veramente di cuore tutti quanti per il sostegno morale che mi avete dato. Grazie. Questa dunque è la storia che arriva da Roncade. Allora torniamo sui siti con il Corriere delle Alpi che come le altre testate in questo momento sta pubblicando anche le foto profilo dei social di questi due giovani che hanno perso la vita sulla Marmolada, le nuove vittime purtroppo della Marmolada. Da sinistra Francesco Favilli, a destra Filippo Zanini. Il primo era originario del Veneziano, abitava a quanto pare, a quanto abbiamo saputo finora, a Crespignaga. Zanin invece originario di Fonte. Entrambi erano dipendenti dell'azienda Scarpa che realizza materiale tecnico proprio per la montagna, ed erano grandi appassionati di montagna, tanto da essersi presi un giorno a quanto pare di riposo dal lavoro per fare questa escursione che purtroppo è risultata fatale. Due manager, abbiamo detto, che abitano entrambi nella zona dell'Asolano, non avevano fatto rientro ieri alla base. L'elicottero Falco purtroppo questa mattina ha recuperato i corpi senza vita di entrambi. E l'intera comunità di Montebelluna attende invece la data per l'ultimo saluto a Vincenzo Martinazzo, il 75enne che ha perso la vita nello schianto, terribile schianto sul ponte Cadore tra Perarolo e Pieve sulla Stantale 51 di Alemagna. L'uomo si trovava in auto col nipote rimasto ferito, ma fortunatamente in fase di miglioramento. I rilievi sono ancora in corso a occuparsene la Polstrada di Belluno, che si sta coordinando naturalmente con la Procura della Repubblica. Lo schianto, lo ricordiamo, ha coinvolto 3 auto e un camion. All'origine potrebbe esserci un malore accusato dallo stesso Martinazzo, 75enne, che è stato tra i fondatori del Palio di Montebelluna. Anche per questo l'ente guidato da Dino Bottin si sta preparando per l'addio. Non appena sarà resa nota la data delle esequie sarà presente una rappresentanza di ogni contrada, ha fatto sapere lo stesso Bottin. Ora a Chioggia, con un'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato una discarica abusiva a cui mancava l'autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
Operazione della sezione navale della Guardia di Finanza che nell'area del mercato ittico di Chioggia ha scoperto un deposito di rifiuti pericolosi abbandonati da ignoti. L'attenzione delle Fiamme Gialle è stata attirata da un mezzo pesante che durante un controllo stava caricando a bordo rifiuti pericolosi assieme ad altro materiale abbandonato sul piazzale. L'operazione di smaltimento dei rifiuti pericolosi prevede infatti procedure particolari e cautele con protocolli specifici. È comunque vietato mescolare diverse tipologie di rifiuti per smaltirli o riciclarli. Il controllo ha evidenziato la mancanza di autorizzazione della ditta incaricata dello smaltimento e così i finanzieri hanno sequestrato l'intero carico, 25 tonnellate, e la discarica abusiva, e hanno anche denunciato l'autotrasportatore. Ancora sull'home page del Gazzettino, che dà ampio spazio alle dichiarazioni del presidente del Veneto Zaia, presente alla mostra del cinema di Venezia la proiezione dell'ultimo film di Pedro Almodovar sul fine vita. Con assurdo dice che non esista una legge. Non è la prima volta che Zaia batte su questo tema che divide anche all'interno della Lega. Bastano le cure palliative? Beh, è un alibi. Appunto, lui dice, l'ultimo film di Almodovar insegna, per cui è rimasto molto colpito, ha detto il presidente, da questa pellicola. Tra una decina di minuti ci collegheremo con Lorenzo Maier dalla mostra del cinema. E poi c'è la tragedia di Premariacco, purtroppo, con Alessandra e Simone, giovanissimi entrambi, che hanno perso la vita nell'incidente dell'ultraleggero precipitato. Lei studentessa appena quindicenne, il pilota di poco più di 30 anni, il papà della ragazza ovviamente da genitore dice la causa poco importa, lei non c'è più. L'amico del 31enne invece testimonia che volare era la sua vita, e anche su questo sappiamo che ci sono una serie di accertamenti in corso per capire appunto cosa sia successo. E si sta dipanando un po' il mistero, il giallo lì per lì, sulla caduta drammatica dal secondo piano di una palazzina a Bassano del Grappa di una 36enne ieri mattina. Si sta perseguendo l'ipotesi del gesto volontario. Certo che la donna caduta appunto dal secondo piano, poi ricoverata in ospedale, era in casa con il compagno, una circostanza che naturalmente ha fatto temere un altro scenario. Sentiamo. Prima il volo, poi il tonfo, infine le urla. L'alba di lunedì nelle palazzine di via Villaraspa a Bassano ha avuto un risveglio drammatico quando poco prima delle 4:30 è stata udita la caduta dal secondo piano di una donna di 36 anni che era all'interno dell'appartamento del compagno. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del SUEM e le pattuglie dei carabinieri che hanno smentito l'ipotesi del coinvolgimento di altre persone nella vicenda. Si propende infatti per un gesto volontario legato probabilmente ad uno stato di disagio che la donna avrebbe già espresso in passato. Questa è la palazzina civico 37 di via Villaraspa, dove si è verificata la caduta di questa donna nella parte interna del condominio, una struttura che è addossata ad altre strutture abitative presenti nella zona nei pressi della stazione ferroviaria. La 36enne è stata ricoverata all'ospedale San Bassiano con fratture multiple, specie agli arti inferiori. Solo dopo il risveglio dalla sedazione sarà possibile agli inquirenti sentire la sua versione dei fatti e la motivazione del gesto, che ha creato grande scompiglio e preoccupazione tra i residenti del complesso residenziale. Il fatto che le finestre di alcuni appartamenti fossero rimaste aperte per il caldo ha consentito l'immediato intervento dei soccorsi e il primo aiuto alla donna ferita. Ed è stato invece identificato il ciclista spericolato che aveva pubblicato sui social i video delle sue acrobazie nel traffico di Bassano. Il giovane si è presentato al comando dei vigili, ma non ha accettato l'invito dell'assessore alla sicurezza a scusarsi pubblicamente. Ha un nome e un cognome il giovane che si era esibito sui social con molti video di acrobazie con la bicicletta nel bel mezzo del traffico di Bassano del Grappa. Dopo il servizio andato in onda su Rete Veneta, la polizia locale cittadina era già risalita alla sua identità, acquisendo tutti i video delle prodezze sulle due ruote. Nel frattempo, il giovane, che pure aveva visto il servizio, si è presentato in comando ammettendo le proprie responsabilità. L'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo lo aveva invitato a un confronto davanti alle nostre telecamere, chiedendogli di scusarsi con la città. Ma il protagonista delle bravate non ha accettato.
Un autogol, secondo l'assessore, che spiega così la vicenda. Aveva capito che eravamo a 1 millimetro da lui, cosa imminente. Entro la giornata comunque l'avremmo intercettato, si è presentato per cercare di mettere le mani avanti. Gli ho dato le occasioni di presentarsi al mio fianco a scusarsi con la città di Bassano per alleggerire quantomeno la sua posizione. Non ha ritenuto di accogliere il mio invito di scusarsi perché aveva paura di far vedere la sua immagine. Ma mi sembra una cosa abbastanza paradossale, visto e considerato che è da febbraio che lo stavamo vedendo sui social. Campagnolo passa direttamente al tu e si rivolge al giovane. La tua posizione a fianco a me significa un tentativo non solo di scusarsi, ma almeno di alleggerire le tue responsabilità, per lanciare un messaggio chiaro ai ragazzi della tua età che non ci sia spirito di emulazione. Non hai accolto l'invito, a questo punto faremo il conteggio delle tue bravure, cosa sono costate al tuo senso di irresponsabilità, tu e della tua famiglia a questo punto, perché sono veramente sconcertato dall'unica preoccupazione che tu abbia avuto, che è quella di non far vedere la tua faccia. Un messaggio comunque forte per chiunque abbia intenzione di farsi beffe delle regole, sia quelle del codice della strada che quelle della civile convivenza. Lo stavamo dimostrando e lui ce ne ha dato una buona occasione. Il rispetto delle regole deve essere quantomeno principe in ogni atteggiamento sociale. Il ragazzo stava dimostrando tutta la sua grande capacità di essere irresponsabile verso le regole. Gli ho dato l'occasione di scusarsi in diretta, non l'ha accettato e a questo punto arriveremo alle sue responsabilità. Nel complesso significa che faremo il percorso a ritroso di tutti i suoi atteggiamenti che hanno violato non solo il codice della strada ma anche il rispetto delle regole. Sconcertante, dice l'assessore, sconcertante è anche quest'altra vicenda che riporta la Stampa oggi. Invita l'ex moglie in hotel, poi tenta di violentarla. Lei fa il gesto della mano con il pollice piegato al portiere e quando urla piombano in stanza i poliziotti. Avete visto, davvero sconcertante questa, eccola qua, questa vicenda che riporta anche il Gazzettino queste sono zone, Venezia, la terraferma davvero in cui la cronaca in queste ore non manca. Torniamo a parlare della rissa scoppiata in via Palazzo, nel cuore di Mestre. Ora i commercianti temono che il degrado arrivi anche qui e chiedono alle istituzioni di intervenire subito. Non siamo in via Piave, dove il degrado è purtroppo ormai di casa, ma in via Palazzo, zona pedonale, a 2 passi da piazza Ferretto e dal municipio di Mestre. La violenza è arrivata anche qui. Tavoli e sedie che volano, bicchieri e bottiglie di vetro usate come armi, danni a 2 locali, in particolare al Vinosteria, che oggi osserva la sua mezza giornata di riposo. Danni causati da una rissa scoppiata all'improvviso, coinvolte sembra una decina di persone. La titolare del secondo locale preferisce non parlare ai nostri microfoni, prima vuole presentare la denuncia alle forze dell'ordine. Di sicuro la preoccupazione c'è e anche i commercianti della zona, giudicata finora tranquilla, temono che siano i primi segnali questi di una situazione in peggioramento. Noi commercianti siamo sempre un occhio vigile sul territorio, quindi la presenza dei negozianti locali è fondamentale. I residenti sono altrettanto attenti, possono sempre capitare purtroppo delle situazioni spiacevoli, bisogna che ci sia però una collaborazione attiva da parte di tutti gli organi competenti, perché altrimenti il degrado è dietro l'angolo. Il degrado dalla zona della stazione si potrebbe spostare qui in poco tempo. Spostandosi chiaramente a macchia di leopardo, le situazioni sgradevoli, diciamo così, loro si ricreano dei loro giri in tempo zero. Sono noi, gli organi competenti che devono avere la capacità di essere rapidi nel cogliere i cambi di flusso. Una volta formalizzate le denunce, saranno le forze dell'ordine, magari anche con l'aiuto delle telecamere, a cercare di risalire i protagonisti della violenza. Certo è che questo è veramente un brutto biglietto da visita, le cose che possono capitare in una zona centrale come questa o in altre zone centrali. Un brutti biglietti da visita, per cui non fanno bene a nessuno.
Cambiamo tema, andiamo alla politica. Abbiamo parlato del presidente Zaia poco fa, che è intervenuto sul tema del fine vita, ma non solo. Ieri ha parlato anche di autonomia nel consueto punto stampa da Palazzo Balbi. La Regione Veneto, ha detto, sarà convocata a breve dal governo per far partire il processo di autonomia differenziata. Ma sulla legge Calderoli continuano le polemiche e Zaia deve rispondere anche all'opposizione della Conferenza Episcopale Italiana. Non conosco i tempi del governo, ma a breve giro di posta saremo sicuramente convocati per iniziare il dialogo e finalmente chissà che qualcuno si renda conto di cosa discuteremo, di cosa andremo a discutere, visto e considerato che il progetto è un bel progetto di decentramento amministrativo. In attesa della chiamata da Roma per dar via al progetto di autonomia amministrativa, Zaia si trova un'altra volta a difendere una riforma che continua ad infiammare il dibattito anche al di fuori del mondo politico. Apparentemente spianata, la strada verso il decentramento amministrativo regionale dovrà non solo superare le resistenze che hanno portato ad una raccolta firme per un referendum d'abrogazione, ma anche un processo d'attuazione complessissimo che, secondo il sindaco di Milano Sala, potrebbe durare almeno 10 anni. Se qualcuno avesse l'accortezza di leggere bene le carte e attendere anche di vedere le proposte, capirebbe che siamo davanti a un grande processo di decentramento amministrativo. Poi non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, perché vedo che alcune fanno delle dichiarazioni che sono veramente monotematiche, sono sempre le stesse. Dalle stesse bocche ho sentito dire nel raggio di qualche secondo che è una scatola vuota e che è lo spacca Italia. Se voi riuscite a spiegarmi come fa una scatola vuota a spaccare l'Italia, vi diamo il premio Nobel. Altro fronte caldo è la presa di posizione della Conferenza Episcopale Italiana contro la legge Calderoli. I nostri accademici, che sono costituzionalisti, che sono fiscalisti e tributaristi, che potrebbero tranquillamente in una question time della CEI rispondere a tutte le perplessità e le domande, in modo tale che poi ovviamente il Cardinale Zuppi e i vescovi italiani possano farsi un'idea. C'è poi un'altra questione. Il 19 luglio Elena Donazzana ha lasciato Palazzo Balbi, destinazione Bruxelles, dopo quasi 20 anni all'assessorato regionale al lavoro e all'istruzione. Il posto in quota Fratelli d'Italia è ancora vacante. Per settimane si è parlato di Valeria Mantovan, sindaca di Portoviro e segretaria provinciale del partito a Rovigo. La nomina la farò, mi sono preso, ho voluto dare anche tempo alla Fratelli d'Italia per fare la giusta riflessione. La nomina penso verosimilmente prima, molto prima di fine mese la faremo. Per la consigliera regionale di opposizione Elena Ostanel del Veneto che vogliamo, i mesi estivi per la scuola non sono mesi di vacanza, ma quelli in cui si programma l'anno scolastico successivo. Il risico delle poltrone della destra veneta ha portato le scuole ad essere abbandonate dalla regione. Famiglie, dirigenti e insegnanti ne pagano le conseguenze. E a proposito di scuole, questa è stata anche l'estate in cui si è dibattuto con scambi piuttosto vivaci tra destra e sinistra sul Ius Scholae, cioè il diritto alla cittadinanza italiana ai ragazzi e ai giovani figli di immigrati che abbiano compiuto un intero ciclo di studi. Ecco, da Mogliano Veneto arriva dal Partito Democratico la proposta al sindaco di conferire la cittadinanza onoraria ai figli di stranieri appunto che abbiano compiuto questo percorso, e sono quasi 500. Chiediamo al sindaco di approvare la mozione per l'istituzione della cittadinanza onoraria ai figli dei cittadini stranieri residenti all'interno del nostro comune. Sono ben 475 ragazze e ragazzi che al momento non vedono riconosciuti dei diritti di cittadinanza molto importanti e che creano delle disuguaglianze con i loro pari. Dopo un'estate di dibattito a livello nazionale, con la stessa maggioranza di centrodestra divisa sul tema, l'opposizione a Mogliano Veneto fa pressing con una proposta netta, ovvero conferire la cittadinanza onoraria a quei figli di stranieri che abbiano completato almeno un ciclo di studi, una sorta di Ius Scholae comunale più simbolico che effettivo, ma con una serie di azioni collaterali. Dove prevediamo anche una formazione per i genitori, dove prevediamo anche l'istituzione di una cerimonia, dove prevediamo dei percorsi nelle scuole. Non è solo il tema del conferimento della cittadinanza in sé, ma è proprio la gestione a 360 gradi di un percorso di integrazione. Da qui l'appello indirizzato soprattutto alle forze moderate, Azione, Italia Viva, la stessa Forza Italia che ha sostenuto la corsa di Bortolato a sindaco pochi mesi fa.
Il guanto della sfida politica è lanciato, la proposta arriverà in Consiglio Comunale, se non ora quando, si chiede Nilandi, che parla di appartenenza, convinto che anche i comuni possano dare un loro contributo all'evoluzione dei diritti civili e sociali. Crediamo che sia importante che i comuni diano un segnale forte con questo tipo di strumenti che pian piano, insieme agli appelli che sono stati fatti dall'ANCI ed altre iniziative che sono state prese negli altri comuni, portino anche il Parlamento a legiferare in merito. Anche questo, secondo Nilandi, potrebbe servire a far sentire più italiani i giovani delle nuove generazioni che naturalmente insieme agli altri coetanei italiani sono attenzionati anche dalle forze di polizia per molta cronaca, ve la riferiamo ogni giorno purtroppo, che disgraziatamente li riguarda. Ecco, fanno accenno anche al problema giovanile le dirigenti della Polizia di Stato che si sono succedute alla guida della squadra volanti della Questura di Belluno, perché Sofia Pierini, 28 anni, è la nuova dirigente, è un agente maceratese a cui spetterà il ruolo di coordinamento dell'ufficio prevenzione generale durante l'appuntamento olimpico del 2026 e prende il posto di Valentina Benvenu. Mi rimane sicuramente la professionalità dei colleghi del mio ufficio, l'UPGSP, e un grande affetto che mi hanno dimostrato tutti, dal signor Questore al capo di gabinetto e in generale a tutti i colleghi della Questura. 3.582 interventi, 27 arresti in flagranza di reato, 472 denunciati. Sono i numeri dell'operato del commissario Valentina Benvenu, giunta al termine del suo incarico a capo della squadra volanti della Questura di Belluno. Un'intensa attività condotta con estrema professionalità e competenza, ha commentato il questore Francesco Zerilli, portavoce dell'applauso unanime di colleghi e collaboratori che nell'ultimo biennio hanno affiancato Benvenu nella sua attività. Portano la sua firma alle iniziative avviate nelle scuole per l'educazione dei giovani a tematiche sensibili quali il rapporto tra sessualità e il mondo del web e il progetto che tuttora consente alle donne vittime di violenza di usufruire dell'ausilio di una consulenza gratuita con professionisti del settore. Benvenu, nel lasciare le Dolomiti per un incarico a Torino, pone l'accento sui contesti criminosi più sensibili nella provincia di Belluno. L'ambito della violenza di genere e domestica, quindi l'ambito del codice rosso, che comunque è un fenomeno emergente che vede numeri relativamente importanti, e poi l'ambito minorile. Al suo posto Sofia Pierini, classe 1996, originaria di Macerata, è laureata con il massimo dei voti in giurisprudenza e ha seguito un master presso il consolato italiano a New York. Al suo primo incarico dirigenziale a Pierini toccherà la sfida rappresentata dalla gestione dell'ufficio prevenzione generale durante l'appuntamento olimpico. È il mio primo incarico e da quel che ho avuto modo di vedere in questi pochi giorni trovo che sia una realtà lavorativa stimolante sicuramente. Relativamente a breve ci saranno le Olimpiadi, che saranno un evento su cui bisognerà lavorare molto e quindi di conseguenza un evento estremamente sfidante, quindi non vedo l'ora di mettermi alla prova. Queste dunque le intenzioni e anche la motivazione con cui inizia il nuovo servizio la dirigente. Invece a Vicenza i vigili, la polizia locale è in stato di agitazione perché sono stati addirittura 7 ad agosto gli agenti costretti alle cure in ospedale per le aggressioni subite durante il servizio. Sono troppi, sottolineano i sindacati UGL e CUB, che hanno indetto appunto lo stato di agitazione della categoria. È una situazione ormai fuori controllo. Ecco, tutto viene scaricato sul comando di polizia locale, spesso proprio da carabinieri e forze dell'ordine, e la questione però rimbalza proprio sulle poca protezione che hanno i colleghi della polizia locale nel difendersi da questo tipo di attacchi. Nello specifico di sabato l'aggressore era un pluripregiudicato che doveva per forza di cose essere noto alle forze dell'ordine. Quindi mandare i colleghi della polizia locale a fare degli accertamenti privi degli essenziali DPI per autotutela e autodifesa è una situazione grave.
Per questo, assieme all'UGL, i sindacati hanno ufficialmente proclamato ieri sera lo stato di agitazione della categoria. Da tempo venivano richiesti gli stessi dispositivi di sicurezza in dotazione alle altre forze dell'ordine. Il silenzio di comune e prefettura è stato però l'unica risposta. Quando c'è un infortunio grave, dopo tanti anni, un mese che non c'è un infortunio, è un campanello d'allarme, però 7 di un mese è una gravità. Non abbiamo visto, nonostante tutto, nessuna risposta, e quindi noi stiamo andando avanti per proteggere i lavoratori. Avviate le formalità, ora i sindacati si preparano anche ad altre forme di mobilitazione. Il clima tra gli agenti in questo periodo è di forte preoccupazione. Serve più che mai una risposta efficace delle istituzioni. Agli agenti l'umore è pessimo, addirittura avevamo già delle segnalazioni degli agenti che si vogliono dare dimissioni e andare via. Anche io dei nostri iscritti ho detto no, restate, rimanete, aiutateci in questa campagna per aiutare i vostri colleghi, perché è molto importante aiutare i vostri colleghi e anche i futuri che vorranno entrare, perché sennò verranno decimati fra poco. Noi abbiamo chiesto un incontro dal prefetto, un incontro in via di conciliazione, perché questo stato di cose non siamo più disposti a tollerarlo, quindi le manifestazioni saranno conseguenti alle non risposte che riceveremo. Su tutti pesa tantissimo il silenzio del sindaco, che non si è espresso nemmeno per dare la solidarietà a questi colleghi. Con la solidarietà a parole almeno quella è dovuta. Così dunque da Vicenza, allora un altro veloce stacco, un piccolo break e poi torneremo in diretta con Lorenzo Maier dalla Mostra del Cinema. Eccoci di nuovo in diretta, ultima parte di questo Focus TG. Allora dovremmo avere collegato al telefono Lorenzo Maier, che sta seguendo e incontrando davvero tutti i VIP alla Mostra del Cinema di Venezia, di questa splendida edizione davvero ricca di star. Lorenzo, buongiorno a te, che giornata è quella di oggi? Buongiorno Nina, a te e ai nostri telespettatori. È una delle giornate più attese, perché è in previsione l'arrivo tra pochi minuti qui in conferenza stampa di Lady Gaga con questo film Joker, secondo episodio, secondo capitolo appunto del fortunatissimo film Joker, che nel 2019 ricorderete vinse qui il Leone d'Oro con Michael Phillips, che poi nel 2019 a marzo del 2020, per questo film presentato qui nel 2019, ricevette anche l'Oscar come miglior attore. Quindi un film tra i più attesi, dei film internazionali più attesi della mostra. Lady Gaga, che sarà protagonista sul tappeto rosso, che è già arrivata in città da ieri, perché i paparazzi l'hanno avvistata e fotografata. E una giornata anche che propone un altro film italiano in concorso, Viva Futura, con l'interpretazione tra gli altri anche di Pietro Castellitto, per cui due grandi film, due grandi eventi che tra virgolette si scontreranno l'uno con l'altro e cercheranno di prendersi la scena. Poi domani, a seconda delle reazioni anche di pubblico e critica, vedremo chi avrà avuto la meglio. Comunque questi sono i due grandi eventi di giornata, ecco. Poi c'è il tuo incontro con il Leone alla carriera, un mito davvero del cinema mondiale, no? Peter Weaver, che è stato annunciato nei mesi scorsi della Biennale su proposta del direttore del festival Alberto Barbera. Il CDA della Biennale, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, gli ha conferito questo meritatissimo premio. Barbera nelle scorse settimane, quando fu annunciato il premio, aveva detto come da tempo cercava l'occasione giusta per retribuire, ha usato proprio questo termine, ricompensare un grande regista che secondo lui a Venezia non aveva avuto
quanto avrebbe meritato, e quest'anno ce l'ha fatta, è ritornato. Sentiamo cosa ci ha detto all'uscita della proiezione e della premiazione a lui dedicata, quando poi ha fatto vedere il suo Leone d'Oro a tutti i fotografi. What do you think about Golden Lion? Oh, it's a wonderful honor. Il Leone d'Oro è un premio meraviglioso. Sono molto felice di essere tornato a Venezia e riceverlo in questa sala, in questo festival tra i più grandi del mondo e in questa città. È un riconoscimento di cui sono molto grato. Di Venezia mi piacciono le opere d'arte, le pitture e tutta la magia di questa città. Barbera sostiene che io sia tra i registi più importanti al mondo. Beh, io non sono così importante. Ecco, quindi anche un po' la modestia e l'umiltà di quest'uomo che si è quasi schernito. I complimenti di Barbera, anche se l'abbiamo incontrata, si vedeva dai suoi occhi che era molto felice. E poi c'è questo bilancio di metà percorso della mostra del cinema che si può già fare, numeri abbiamo detto in grande crescita, già oltre 60.000 spettatori, e Luca Guadagnino che ieri si è preso la scena. Sì, Luca Guadagnino si è preso la scena, è stato lui a Venezia di casa, come ci ha detto, come sappiamo, perché il suo scopritore tanti anni fa, quando Luca Guadagnino era un regista emergente, fu proprio Alberto Barbera. Durante il primo ciclo di Barbera, proprio il primissimo ciclo di Barbera alla direzione della Mostra di Venezia, fu lui a portarlo qui, e quindi Guadagnino ha sempre avuto un rapporto speciale con la mostra, ma ricordiamo anche con la nostra città. In questi giorni Venezia, capitale della cultura, e all'isola di San Giorgio ad esempio c'è Homo Faber, questa mostra che vede proprio Guadagnino come curatore. Tornando al film, è un queer, un film molto atteso anche da tutta la stampa internazionale. Peraltro ieri Guadagnino ha ospitato Antenna 3 Meglio Nord-Est insieme a stampa internazionale, perché ci teneva proprio a dire qualcosa ai nostri microfoni, e sentiamo cosa ci ha detto. L'81esima Mostra Internazionale d'Arte e Cinematografia di Venezia è in grande crescita, lo dice il bilancio di metà mostra, anche se sembrava impossibile fare meglio rispetto agli anni scorsi, visto l'indice di gradimento già altissimo. Invece, da mercoledì 28 agosto fino a lunedì 2 settembre, nei primi 6 giorni di festival, sono stati venduti 59.729 biglietti per l'ingresso nelle sale, con un aumento dell'11% rispetto all'edizione 2023. Gli abbonamenti invece hanno fatto registrare un incremento addirittura del 25%, arrivando a quota 1.729, quasi 13.000. Infine gli accreditati. Numeri sorprendenti e di grande entusiasmo. Intanto oggi al Lido è il giorno di Luca Guadagnino, che torna a casa e per il suo film queer in concorso ci ha regalato un'intervista dedicata. Luca Guadagnino, intanto le dico bentornato a casa qui a Venezia. Grazie, infatti mi sento a casa. Il film è una traduzione per lo schermo del grande romanzo di William Burroughs, Queer, che è un romanzo che Burroughs scrisse credo negli anni 50-51, ma che decide di non pubblicare, probabilmente perché era un romanzo che lo mostrava in una dimensione molto fragile di espressione di sé, molto diretta. Era un romanzo che raccontava in maniera traslata della sua ossessione amorosa per questo uomo che si chiamava Louis Marker. Nell'85 lui si convince a pubblicarlo, quindi 35 anni dopo, ormai diventato un uomo adulto, parecchio adulto, e il libro poi esce nell'87 in Italia e io lo scopro in quegli anni.
e mi colpì moltissimo, e da lì cominciai a comprendere e scoprire il mondo di William Burroughs, questo scrittore immaginifico, così complesso e straordinario. Mi sento a casa, mi sento protetto e contemporaneamente è sempre un'avventura incredibile dove ti terrorizza sempre arrivarci per l'ennesima volta. Un saluto agli spettatori di Antenna 3 Media Nord-Est, è sempre un piacere parlare con te e essere nel vostro canale. E lo aspettiamo a Venezia sempre, perché qui è casa sua. Speriamo. Così dunque Luca Guadagnino. Lorenzo, allora. Sì, appunto Guadagnino ieri, il suo film è stato davvero convincente, poi ieri la proiezione, quindi possiamo dire che ha vinto la sua sfida, si è liberato, come lui usa dire, e adesso vedremo nei prossimi giorni non solo i premi, perché qui già si comincia a fare un po' un totoleone, anche se è ancora indubbiamente presto, dobbiamo ancora vedere tutti i film italiani in concorso, ma questo film sarà subito da lunedì, credo, a Toronto, poi andrà in America, quindi inizia da Venezia il suo percorso. Allora, grazie Lorenzo, attendiamo naturalmente le tue cronache di questa sera nei nostri telegiornali, buon lavoro. A voi. Grazie a Lorenzo Maier davvero di questi reportage che ci sta facendo dalla Mostra del Cinema di Venezia. Allora, Venezia che poi è anche naturalmente molto altro, la nuova legge nazionale sugli affitti turistici in realtà non dovrebbe modificare di molto lo scenario in città. L'assessore regionale al turismo Federico Caner si aspettava una regolamentazione più decisa, dice, mentre anche Airbnb dice basta alle grandi speculazioni a Venezia. 6.000 affittanze turistiche solo a Venezia città, più di 8.000 nell'intero comune. Nel sestiere di San Marco, ad esempio, rimangono solo 3.300 residenti a fronte di 11.600 posti letto turistici in 1.200 strutture, di cui il 78% sono locazioni turistiche, con interi palazzi convertiti a quest'uso, come decine di appartamenti che fanno capo ad un'unica proprietà. A Venezia 2/3 degli immobili sono censiti come seconde case. Eppure anche Airbnb, la società americana fondata nel 2008 che ha dato il via agli affitti brevi su larga scala, esprime qualche dubbio sulla deriva che ha preso Venezia. Sicuramente gli affitti turistici sono un'opportunità, ma nei centri storici delle città storiche come Venezia possono creare delle difficoltà. In particolare noi riteniamo che sia fondamentale mantenere l'equilibrio tra i residenti e i turisti. In questo senso riteniamo che la prima iniziativa molto importante è il codice identificativo nazionale che è stato lanciato dal Ministero del Turismo. Il riferimento è alla nuova normativa nazionale sulle affittanze brevi, appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore da questo mese. Ci saranno sulla piattaforma soltanto annunci dotati di codice e questo in particolare permetterà di avere trasparenza e mappare il fenomeno in tutte le città italiane, così come su tutto il territorio. A partire da lì si può andare a vedere quali sono effettivamente i numeri nel centro storico di Venezia e quali sono le misure migliori e adeguate da poter implementare. Su questo noi siamo aperti al dialogo con le istituzioni. In Veneto però l'impatto è minimo perché esisteva già un codice identificativo regionale. Io mi aspettavo da questa legge anche una regolamentazione più precisa sul tema delle locazioni turistiche, che devono essere disciplinate in maniera più corretta e soprattutto perché un conto è la seconda casa affittata magari da qualcuno per fare integrazione al reddito, un conto invece è chi lo fa in maniera professionale e quindi deve essere gestita in maniera differente. A Venezia, dove il fenomeno ha raggiunto livelli tali da mettere in discussione il concetto stesso di città, come ebbe a dire Renato Brunetta quando i residenti scesero sotto quota 50.000, da anni un emendamento dell'ex parlamentare Nicola Pellicani permetterebbe al comune di intervenire. Peraltro quest'estate è partita una raccolta firme per spronare Cafarsetti. Chi specula sull'attività e quindi chi affitta interi palazzi o tantissime proprietà va limitato e regolamentato ulteriormente, perché chiaramente quello che vogliamo mantenere è il cuore di questa attività, ossia l'integrazione del reddito che viene portata alle famiglie italiane. Il fronte agricolo invece, l'assessore Caner tra l'altro è assessore anche all'agricoltura della nostra regione, arriva un'analisi della CIA, rispetto al 2023 i prodotti agricoli, frutta, verdura e cereali sono pagati meno agli agricoltori, l'associazione di categoria ha dunque lanciato l'allarme.
Oggi i prezzi alla vendita dei prodotti agricoli vi è una riduzione media rispetto al 2023 del 10%, ma questa riduzione va anche superiore al 30% o 40% per alcuni prodotti orticoli, quindi una situazione di difficoltà. Perché? Perché se da una parte c'è una riduzione del prezzo di vendita dei prodotti agricoli, dall'altra parte c'è un aumento dei costi di produzione. Questo è il quadro critico per l'agricoltura veneta e padovana. I prezzi agricoli, ovvero quelli che ricevono gli agricoltori, sono diminuiti rispetto al 2023, a differenza dei costi di produzione che anzi sono aumentati. Un futuro incerto per un comparto che stava lentamente tornando attrattivo anche per i giovani. Oggi a livello veneto siamo intorno alle 63.000 aziende agricole. Se pensiamo che 10 anni fa eravamo 80.000 aziende, i dati sono allarmanti. C'è una riduzione delle aziende agricole, ma evidentemente questa riduzione è frutto anche della meno redditività di queste aziende che possono percepire. L'inflazione ha rallentato i consumi, andando ad incidere sui prezzi pagati agli agricoltori. C'è una riduzione del prezzo di vendita dato anche dall'inflazione importante che abbiamo avuto negli ultimi anni, che si è attestata quest'anno intorno al 2%. È necessario un intervento della politica. La politica deve intervenire con interventi mirati alle filiere, soprattutto dando la possibilità alle aziende agricole della vendita dei propri prodotti non al di sotto dei prezzi di costo, perché questo è l'altro aspetto importante. È nella finanziaria in discussione questo, speriamo che in tempo breve si arrivi a questo. E poi c'è un'estate particolarmente calda con cui hanno dovuto fare i conti gli agricoltori, anche se sappiamo che agli sgoccioli, almeno qui nella nostra regione, da domani è prevista una serie di precipitazioni, l'arrivo di una perturbazione anche piuttosto consistente. Una delle conseguenze appunto di queste estati torride è la possibilità di incendi, in particolare nelle aree boschive. L'allerta ha riguardato diversi territori della nostra regione e adesso ci focalizziamo su quello tra Brenta e Montegrappa. La Regione Veneto ha allungato la lista dei comuni a rischio incendi. L'ultimo aggiornamento contiene un centinaio di comuni, 50 del Vicentino, una quarantina del Trevigiano, gli altri fra Rovigo e Venezia. Tra Brenta e Grappa la situazione al momento è sotto controllo, anche grazie al lavoro di sorveglianza dei volontari delle 6 associazioni che fanno parte del coordinamento antincendi. I rischi però ci sono. Il rischio più grande è appunto quello che qualcuno appicchi il fuoco, chiaramente, perché la maggior parte degli incendi sono dolosi, voluti o non voluti, ma comunque sono dolosi. Sta di fatto che la pericolosità maggiore è quella che magari qualcuno si avvicini al bosco e accenda magari un fuoco suo per bruciare della ramaglia o qualcosa e gli scappi. Ecco, questo è il rischio maggiore. In caso di violazione dell'ordinanza regionale sull'accensione di fuochi all'aperto in zone a rischio, la multa arriva a 2.000 euro. Per l'area pedemontana i pericoli più grandi sono però concentrati negli inverni secchi, specialmente se l'erba e il sottobosco non vengono curati. Abbandonare le terre alte è quindi potenziale causa di incendi. È un elemento scatenante il fatto di non curare la montagna. La montagna va curata assolutamente, va mantenuta sempre, non dico pulita, ma comunque mantenere quelle attività che c'erano anche una volta. Per la gestione dell'emergenza incendi esiste una catena di comando ben precisa. Parte tutto dalla regione, dal nostro assessore regionale, che ha in mano tutta la situazione ed è sempre in prima linea. Dopodiché passa ai servizi forestali che ci chiamano in caso di necessità. 112 o 115 sono questi i numeri da chiamare in caso di emergenza. Appena si vede fumo, chiamare, è quella la cosa più importante da fare. Dopodiché ci sono gli organi preposti che verificano se è un incendio vero oppure se è solamente il camino che fa di una casa, diciamo, ecco. 2 bambine arrivate da Gaza stanotte all'aeroporto di Venezia per essere trasferite all'azienda ospedale Università di Padova, in cui verranno curate. Ad annunciarlo ieri era stato il presidente del Veneto Zaia, facendo notare che la sanità qui in Veneto cura chiunque ne abbia necessità, in particolare persone che provengono da aree del mondo dove sono in corso conflitti. Non facciamo alcuna distinzione di etnia, religione, sesso, provenienza. Se soffrono e non possono essere curate degnamente,
il Veneto c'è, fedele al suo storico principio di solidarietà. Le bimbe presentano delle ustioni, una al volto, una agli arti, e sono accompagnate dai loro familiari, tutti trasferiti direttamente all'alloggio individuato dalla prefettura di Padova e quindi al pronto soccorso pediatrico dell'azienda sanitaria Patavina per la valutazione clinica e l'inizio delle cure. In chiusura, prima di salutarci, torniamo su quello che è purtroppo il fatto di cronaca principale di questa giornata, la morte sulla Marmolada di 2 giovani alpinisti trevigiani. Eccoli qua, Filippo Zanin, Federico Favilli, di 36 e 43 anni, entrambi residenti nella zona dell'Asolano. L'allarme è dato dalla moglie di una delle vittime, che non ha più visto rientrare il marito, ha chiamato il numero unico di emergenza e ora i familiari naturalmente si stanno dirigendo sui luoghi del ritrovamento, del recupero dei corpi effettuato dall'elicottero Falco di Pieve di Cadore. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio in regia Antonio Esposito e Alessandro Granziera per questa edizione di Focus TG, come sempre vi rimando ai telegiornali di questa sera. Arrivederci a tutti.